Grazie a chi ci ospita e grazie a Clark che ci ha invitato a questa esposizione. Quando ci siamo messi a lavorare per questa presentazione abbiamo fatto un po' di mente locale su quella che è stata un po' la storia di Latte Busche, che adesso è una cooperativa che agisce su tutto il territorio veneto, ma che ha sicuramente un'impronta, almeno per quelli che sono i principi, montana. Quindi una cooperativa nata come cooperativa di montagna e che mantiene quindi alcune caratteristiche, se non altro, per quello che è proprio la sua ispirazione. Infatti abbiamo detto il titolo di questa esposizione non può che essere la sostenibilità quotidiana, perché ci siamo resi conto, facendo appunto un'analisi, un pensiero su tutto quello che è successo negli anni di vita della cooperativa, che tutti i giorni ci impegniamo in aspetti che sono legati alla sostenibilità. E questo naturalmente vale non solo per la cooperativa Latte Busche, ma anche per quelli che mi hanno preceduta e che hanno appunto espresso come il mondo appunto dell'allevamento del latte sia comunque in qualche modo legato a questi concetti. In che modo? Latte Busche ha un impegno costante sul territorio, quindi è un sostegno fattivo all'agricoltura di montagna, che si è tradotta nel tempo in una possibile e concreta alternativa alla immigrazione, che nei nostri territori è stato un fenomeno veramente molto pesante. È stato sicuramente ed è un'incentivazione al mantenimento dei pascoli e quindi al conseguente sviluppo e cura dell'ambiente montano, che diventa poi un indotto per tutti gli aspetti che sono poi legati per esempio anche al turismo e all'economia che gira attorno a tutto ciò. Porta a uno sviluppo e a promozione di prodotti locali. Anche qua c'è sempre una forte attenzione a quelli che sono non solo i prodotti lattiero-caseari, ma il supporto di tutta un'altra serie di produzioni che avvengono nelle zone limitrofe agli stabilimenti di produzione. E per quello che riguarda gli aspetti legati all'ambiente, c'è stata una forte spinta a... questo non lo dovevo fare, eccolo qua. Alla valorizzazione e all'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili. Questo si è poi concretizzato nella certificazione già dal 2002, la certificazione ambientale ISO 14001. Se noi facciamo attenzione adesso alla nuova ISO 14001, esplica in maniera chiara che l'azienda non deve più guardare solo all'interno, ma deve prendere in considerazione anche quello che è il contesto. E se ci riflettiamo su questo concetto, vediamo che torniamo ancora a parlare di sostenibilità, cioè non siamo più aziende chiuse, ma abbiamo bisogno di valutare tutto quello che ci sta intorno, perché comunque questo dà un ritorno, c'è uno scambio mutuo in questo senso. Altre attività sono state quelle di promozione e di valorizzazione di attività appunto presenti nel territorio. Altre iniziative a sostegno della salvaguardia della salute, abbinate a attività sportive e rispetto per l'ambiente. Latte Busche ha sempre dimostrato una forte presenza in quelle che sono le attività non solo legate all'alimentazione, legate alla salute, non solo, diciamo così, ad attività impegnative dal punto di vista sociale, ma anche quelle che sono attività ludiche, attività sportive, attività culturali. Ok, andiamo oltre. Quindi, come dicevo prima, Latte Busche è certificata ISO 14000 e questo modo di lavorare, anche se non è sfociato per il momento in una certificazione, diciamo così, certificata, passatemi la ripetizione, questo modus operandi è stato trasferito anche negli stabilimenti non di Busche, che appunto è certificata, ma anche negli altri stabilimenti che fanno parte della nostra cooperativa. E questo perché? Perché avere un sistema di controllo, di autocontrollo in questo senso, ma anche di controllo da parte di un ente esterno, ci impone di fissare dei parametri, dei numeri, delle misurazioni che quindi ci danno anche l'indicazione di dove stiamo andando. Non basta avere la sensazione di lavorare in una certa maniera, ma abbiamo bisogno di numeri, ed era quello che diceva anche prima la dottoressa Ferrarese, per capire dove ci piazziamo sostanzialmente. Inoltre la certificazione ISO 14000 ci dava anche un'altra
una garanzia nei confronti degli enti di controllo che quindi avevano certificato anche da enti esterni la corretta operatività della nostra azienda. E non ultimo, io l'ho messa per ultima, però ce lo siamo detti qua in più persone, dobbiamo avere un ritorno economico. Quindi ci siamo resi conto che tenere sotto controllo i nostri processi produttivi dava la possibilità di avere dei ritorni economici. E questo, vabbè, prima o poi. E questo è sicuramente un aspetto fondamentale. Quindi tutto questo si traduce in questa slide. Cioè, noi abbiamo detto che nonostante, perché a volte quando si comincia con una certificazione ambientale sembra un costo, invece ci viene da dire anche grazie alle attività fatte in questo senso, il fatturato di latte Busche evidenzia un trend positivo. Nonostante queste situazioni, ovviamente, questa è una foto degli anni 80, esatto, questa è degli anni 90 e siamo uguali, e appunto 3 giorni fa, 4, abbiamo avuto un problema veramente molto grosso in montagna, perché la situazione in montagna è ancora questa. Questi sono solo alcuni esempi di attività che Latte Busche ha portato avanti dal punto di vista sociale, e qua alcuni riconoscimenti dell'attività fatta dal punto di vista della sostenibilità. Quindi sono solo alcuni dove si capisce che appunto il concetto di sostenibilità che le nostre aziende, viene da dire, non solo Latte Busche, ma portano avanti da tantissimi anni, vengono in qualche modo in questo momento riconosciute. Questi sono appunto alcuni dei riconoscimenti che ci sono stati dati. Ok, adesso 3 numeretti giusto per capire su cosa abbiamo lavorato. Quindi abbiamo visto che grazie alle attività fatte per ridurre alcuni consumi, alla fine abbiamo avuto anche alcuni ritorni appunto economici. Io vi porto solo 3 indici, solo a titolo esemplificativo, non sono sicuramente esaustivi. Quindi con le attività fatte siamo arrivati a diminuire la quantità di fanghi derivante da depurazione delle acque, abbiamo diminuito il consumo totale di energia, chiaramente sempre riportato al latte lavorato, e abbiamo diminuito il consumo idrico, aspetti che avete visto sono sempre molto importanti. Ecco, qui abbiamo il trend negli ultimi 3 anni. È chiaro che dal 2002 i primi anni abbiamo fatto un abbattimento molto importante di tutti quelli che sono gli indici, perché chiaramente sono stati fatti gli interventi più grossi. Man mano che si va avanti si lavora in maniera un po' più raffinata per arrivare a ulteriori miglioramenti. Però si va da interventi molto importanti che possono essere la sostituzione di un chip, per dire, e quindi di ridurre quelli che sono gli sprechi proprio dell'acqua di cui si parlava prima, a soluzioni anche molto semplici che possono essere quelle di mettere delle pistole erogatrici sulle canne dell'acqua in modo che gli operatori non mi lasciano per ore e ore l'acqua che scorre in reparto. Avendo un sistema di chiusura automatica, questo problema viene risolto. Sono piccoli accorgimenti che però sommati uno all'altro poi danno dei risultati sicuramente tangibili. Ecco qua il discorso dell'energia, percentuali più o meno significative, più o meno importanti, però in riduzione rispetto al latte lavorato. Questo per quanto riguarda l'acqua, riduzione negli ultimi 3 anni di un 7%. Ecco, 2 progetti, abbiamo già attivato, i risultati ancora non li abbiamo, è stato quello di fare un progetto di monitoraggio su tutti gli stabilimenti dei consumi energetici. Uno dei problemi che avevamo era quello di avere un consumo energetico totale. Fine anno avevamo una certa bolletta, ma non sapevamo in maniera precisa da dove derivassero questi consumi. Quindi il fatto di poter misurare in maniera parcellizzata tutti questi consumi ci dà sicuramente e di poter fare l'analisi dei dati, sostanzialmente dei numeri, ci darà la possibilità di rielaborarli, di avere degli indicatori e quindi poi di agire verso una ottimizzazione dell'energia utilizzata. L'altra cosa molto interessante di quest'anno, che ci ha impegnato molto, è stata una collaborazione con Tetra Pak per il lancio di questo prodotto, il latte biologico di montagna, con dei contenitori riciclabili. Quindi è partita tutta un'attività che non è legata solo al contenitore in sé, ma anche a un progetto di coinvolgimento appunto delle scuole,
dove si va a sensibilizzare i giovanissimi sul tema del riciclo e della raccolta differenziata. Quindi c'è tutta un'attività che è partita, coordinata proprio su queste tematiche. Questi sono i progetti sui quali ci confronteremo per l'anno in corso. Vi ringrazio. Grazie Tatiana Dallo. E rimani pure Tatiana, perché dovremo fare una foto con anche gli altri 4 relatori per le buone pratiche, quindi prego Maroso, Lazzarin, Feller e Dalla Riva di raggiungere Tatiana per fare una foto tutti insieme. Lo chiedono i giornalisti. Sì, a favore dei giornalisti. Dove vuoi? E anche di Alberto. I giornalisti che hanno chiesto di fare la foto, se si vogliono unire. Nel mentre io procedo, vorrei fare una domanda ad Antonio Auricchio. Ecco, Antonio che è alla guida di Gennaro Auricchio SpA con i suoi fratelli ed è vicepresidente di Assolatte. Antonio, mettiti arriva il microfono. Secondo la tua esperienza nel settore, è vero che la sostenibilità aiuta ad esportare? L'hai detto, tu l'hai detto. No, credo proprio di sì, direi di sì. In particolare in certe nazioni, in certi stati direi che diventa sempre più importante. C'è stato un caso abbastanza noioso di qualcuno che aveva parlato del benessere animale in modo sbagliato per 2 consorzi importanti, per dire questi sono danni abbastanza grossi se non dimostriamo che non è vero, che quindi diventa importantissimo questo discorso. Vedo negli Stati Uniti, dove io spesso ho lavorato e lavoro ancora, che la sostenibilità è veramente molto molto sentita. E quindi io credo che una nazione come l'Italia, che ha delle produzioni di livello incredibile, tant'è che siamo copiati, solo i grandi prodotti vengono copiati, a maggior motivo dobbiamo essere assolutamente primi in questo discorso. Devo dire che questa relazione, le varie relazioni che ho sentito mi sono tutte piaciute e mi sono complimentato con questo benedetto Made in Italy. Benissimo, grazie Antonio. Un altro industriale, Federica Filippo Zopp di Mario Costa SpA. Sì. Che produce il gorgonzola Costa, che è piuttosto famoso, è molto buono. Federica, nel 2015 Mario Costa SpA è diventata un'azienda a minimo impatto ambientale. E come avete raggiunto questo traguardo? C'è ancora qualcosa da migliorare? Grazie. Allora, abbiamo raggiunto questo traguardo perché a partire dal 2014, anno in cui abbiamo trasferito la nostra azienda dalla sua sede storica nella nuova sede che è alle porte di Novara, abbiamo cercato di progettare questo stabilimento riducendo al minimo l'impatto ambientale dello stesso sull'ambiente circostante. L'abbiamo realizzato implementando un sistema di trigeneratore, cioè abbiamo di trigenerazione, un cogeneratore che ci permette di ottenere energia elettrica, energia termica ed energia frigorifera in quantità tali da coprire una parte del nostro fabbisogno totale, circa il 25%. Però sia questo cogeneratore sia la caldaia tradizionale e il generatore di vapore che abbiamo non sono alimentati a metano, bensì sono alimentati a GNL. GNL che è il gas naturale liquefatto, che è il combustibile fossile più pulito e dura, perché la sua combustione produce solo vapore acqueo e una quantità minima di anidride carbonica. Quindi è per questo che abbiamo ottenuto la certificazione di impresa con 0 impatto ambientale. Abbiamo fatto questo, ci crediamo, noi crediamo nella qualità a tutto tondo, che in primis la qualità del prodotto, qualità delle persone che lavorano nella nostra azienda e qualità dei comportamenti che devono essere etici e sostenibili a nostro avviso.
Questo è solo l'inizio, c'è ancora tanta strada da fare, sia in maniera autonoma, sia in collaborazione con chi sta a valle e soprattutto a monte di noi nella filiera agroalimentare. Nello specifico mi riferisco ai nostri fornitori di latte, con cui abbiamo già iniziato un certo tipo di ragionamento e di discorso per arrivare a una maggiore sostenibilità. Certo, la strada è lunga, è difficile perché spesso ci troviamo a dover scegliere tra la realizzazione della sostenibilità e una contestuale efficienza dal punto di vista dei costi. Sono due cose spesso in contrasto tra loro, perché poi è difficile vedere riconosciuto dal mercato la maggiore qualità e sostenibilità del prodotto. Però devo dire che dopo gli interventi di oggi, dopo tutta l'attenzione che c'è su questo argomento, credo che ci siano buone possibilità per far capire al mercato, alla distribuzione, l'importanza di questo valore. Ecco. Bene, grazie Federica. Si è parlato molto di benessere animale e vorrei chiedere a Floriano De Franceschi di dire, Floriano è presidente dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto. Floriano, vorremmo una tua opinione sulla situazione attuale del benessere animale, ma non solo animale, anche quello ambientale qui in Veneto. Buongiorno a tutti. La situazione. Ci sono state tante... Una battuta che voglio fare innanzitutto, perché 35 centesimi o 40 centesimi che prendiamo al litro, e penso che qua parliamo di una platea, gran parte di allevatori, insomma. E mi riferisco, guardando la grande distribuzione, guardando chi poi fa i prezzi sul mercato di questo, non sono sicuramente i soldi che ci servono per fare tutte queste modifiche nei nostri allevamenti. Benessere animale vuol dire ridurre il numero degli animali, dare più spazio, non usare antibiotici. Sono problematiche enormi che noi in qualche maniera come associazione tentiamo di affrontare, progetti che abbiamo anche approvato, che ci ha approvato la Regione in quest'ultimo tempo, la Stalla 4.0, un progetto che va di fatto a individuare assieme a noi e alle università 14 aziende da proiettare poi nel futuro sotto il profilo della sostenibilità, che va guardata ovviamente su tutti i livelli, no? Quindi benessere dell'animale e economia dell'azienda. Però penso che dobbiamo alzare il target su questo, perché se noi prendiamo qualche centesimo in più riusciamo a fare tutto questo e lo dobbiamo, per me, trasmettere di più al consumatore. Chi è che si fa carico di questo? Qualcuno, c'è chi ci guadagna, ci sono delle cooperative che magari guadagnano un po' meno, ma non sono chiamati dipendenti di allevatori, ma sono chiamati soci, quindi tutta la parte va poi a ricaduta sugli allevatori, ma o se ne fa carico assieme alla regione e alla politica di chi fa tutto questo, perché questi sono investimenti che sicuramente le aziende costano. Giustamente tanti interventi sono stati fatti dalle cooperative. Nella collina, se noi guardiamo attorno alle colline che abbiamo qua attorno, continuano a perdere sia allevamenti e sia anche gestione del territorio. Questo è un dato di fatto. Se non ricuciamo questo, poi mi fermo intanto, ma sarà difficile sarà molto impegnativo andare avanti su questo. Quindi penso che l'obiettivo poi alla fine di tutti sia di comunque far capire al consumatore che tutto questo si deve pagare qualcosa in più. Grazie Floriano. E ora vorrei sentire Tiarca di Fluence Italia. Raffaele Tiarca, le vostre soluzioni tecnologiche per il trattamento delle acque e le valorizzazioni dei sottoprodotti caseari come il siero possono aiutare i caseifici. In particolare anche i caseifici veneti possono scegliere le vostre soluzioni?
buongiorno a tutti. Sì, sicuramente sì. In particolare, sentendo i vari interventi in questa assemblea, capisco che ci sono vari, ovviamente, punti di vista dai quali affrontare la questione sostenibilità. Diciamo così che, come diceva De Lorenzi di Gea, noi siamo alla fine impiantisti, per cui quello che possiamo apportare al settore lattiero-caseario sono impianti efficienti che consumino poca energia, che diano la possibilità di recuperare l'acqua che è possibile recuperare e che diano la possibilità di trasformare in energia tutti quei sottoprodotti che altrimenti finiscono nella filiera dei rifiuti. E questo è quello che abbiamo fatto, è la nostra vocazione, quella di realizzare diciamo così, l'impiantistica collegata all'acqua e ai sottoprodotti liquidi in modo che sia massimamente sostenibile e massimamente sostenibile anche dal punto di vista economico, quindi che apporti un risultato economico per le aziende. Questo è quello che facciamo ed è disponibile per tutti. Grazie. Grazie. Vorrei chiedere un breve intervento a Rita Luppi di Tetra Pak. Buongiorno Rita, un breve intervento. Tetra Pak cosa offre, quali soluzioni offre alle imprese venete? Abbiamo visto che Latte Busca utilizza alcune delle vostre soluzioni. Sì, abbiamo lavorato, infatti mi ha fatto piacere che appunto Latte Busca abbia citato il caso, perché abbiamo lanciato questo latte in questa confezione interamente da fonti rinnovabili. Tetra Pak sta lavorando tantissimo per la rinnovabilità dei materiali. Già la confezione 70% carta, che è una materia prima rinnovabile, certificata FSC. Adesso stiamo andando verso le plastiche rinnovabili derivate da canna da zucchero, quindi l'obiettivo che abbiamo nel brevissimo è di avere sul mercato confezioni 100% da fonti non fossili e appunto averle non solo per alcune limited edition, diciamo, ma per tutta la gamma delle confezioni presenti nel nostro portafoglio. Grazie Rita.